Giovedì 14 dicembre, presso la scuola alberghiera ENAIP nell'isola dell'Unione di Chioggia, si è tenuta la cena di gala Solidarietà con Gusto. Più di 150 persone erano presenti per sostenere le due associazioni alle quali erano destinati i proventi della serata: Associazione Stelle sulla Terra e Centro di Solidarietà Anna Dupuis Onlus di Chioggia. Gli studenti delle classi seconda e terza del centro ENAIP, con i loro insegnanti, sono stati all'altezza per presentare un menù degno di un ristorante stellato, con prodotti del territorio offerti dalle varie ditte che hanno sostenuto l'evento. Una grande soddisfazione sia per il numero di persone che hanno partecipato, dando il loro contributo economico, il cui ricavato poi va interamente alle associazioni di volontariato e del sociale, in questo caso l'Associazione Stelle sulla Terra e il Centro di Solidarietà Anna Dupuis. La prima associazione si occupa di aiutare i ragazzi con disturbo di apprendimento, sia sotto il profilo scolastico che della vita, e il Centro di Solidarietà che aiuta le persone fragili e le famiglie in difficoltà attraverso i pacchi alimentari, l'assistenza e tutto quello che serve. Non solo soddisfazione per il numero di persone che hanno partecipato, ma anche per la grandissima solidarietà di aziende cooperative del settore ittico che hanno fornito i nostri prodotti prelibati della pesca, ma anche di quello orticolo e quindi dei campi con il radicchio, le zucchine, le cipolle, insomma panifici e supermercati per il pane e il dolce, e anche le bevande con The Bay Bevande che ci ha fornito dell'ottimo vino fermo e bollicine con l'acqua. Quindi un grande cuore di Chioggia. Chioggia risponde sempre? Chioggia, ma penso anche gli altri territori rispondono bene, perché fa sempre rumore, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Questa è una foresta eccezionale, fatta di generosità, di solidarietà, di sussidiarietà e quindi di una serie di segmenti, di ingredienti per una ricetta dalla quale non dobbiamo mai essere sazi. Ecco perché la serata si chiama Solidarietà con Gusto, e ringraziamo l'Istituto Alberghiero ENAIP di Chioggia che con i loro ragazzi e i loro docenti hanno contribuito a preparare dei piatti che sono stati buonissimi, anzi forse lei che ha assaggiato può essere buon testimone di questo evento. Siamo un'associazione fatta di genitori e mi permetto di dire soprattutto mamme, perché le mamme sono quelle che soffrono di più insieme ai figli, e noi siamo accomunate dai nostri ragazzi che hanno tutti il disturbo dell'apprendimento, quindi DSA, dislessia, discalculia, disortografia e le loro comorbilità. Quindi negli ultimi anni ci occupiamo anche di ADHD, cioè il deficit di attenzione e di iperattività. E naturalmente i nostri figli incontrano le maggiori difficoltà nella scuola, e è il muro più grande che incontriamo, però anche nella società. Il nostro scopo associativo è quello, dal 2013, innanzitutto di dare informazione ai genitori prima di tutto, mettere a disposizione la nostra esperienza di mamme che ci sono già passate e a disposizione di altri genitori che incontrano questa difficoltà. E dal 2013, quando è stata fondata l'associazione, abbiamo subito aperto uno sportello gratuito tutti i venerdì, e continuiamo ad averlo. Durante il Covid lo facevamo online, adesso ci trovate alle opere parrocchiali della Navicella tutti i venerdì pomeriggio. Noi accogliamo le mamme, ma la cosa più importante e di cui noi andiamo fieri, siamo orgogliose, è che siamo un gruppo di mamme che capiscono altre mamme. Allora, vorrei cominciare raccontandovi un po' qual è l'esperienza del Centro di Solidarietà, no? Noi consegniamo con cadenza mensile un pacco di generi alimentari a persone bisognose, poi organizziamo la colletta alimentare localmente qui, no? E tutti gli anni, è appena stata la terza settimana di novembre, molti di voi hanno partecipato.